Assessore Battaglia, lei è l'assessore alla Polizia Urbana. In conferenza stampa ha evidenziato una serie di controlli che in atto avete fatto, poi ci fornirà i dati, ma in particolare in questo ultimo step, il giorno 19 partirà anche per le zone, diciamo, del centro storico, farete un ulteriore controllo. Ecco, se diamo anche un'informazione agli utenti di rispettare queste regole. Va precisato che i vigili urbani hanno fatto, stanno facendo e continueranno a fare l'attività di controllo sul deposito dei rifiuti. Certo è che depositare i rifiuti in aree non controllate, perché convinti che, a modo loro magari non controllate, perché convinti che si faccia una furbata, è assolutamente sbagliato. Non si deve pensare alla multa come una forma di vessazione nei confronti del cittadino, perché il cittadino che abbandona il rifiuto in strada o che l'abbandona in un'area a modo suo non visibile commette un danno per se stesso, per la collettività e soprattutto per l'ambiente. Certo, ultimamente noi abbiamo un dato che ci dice praticamente la Polizia Municipale ha effettuato 561 contravvenzioni, di cui 107 per esempio ai non residenti. Quindi è un'attività continua, costante e che durerà, ma non si esaurirà al primo mese dell'inizio della raccolta differenziata. Sappiate che sarà un controllo continuo e costante di tutto il territorio. In particolare le zone off limit sono 2-3, quella di Zingarello, quella di Pianocatta e quella che porta a Raffadale. Ecco, in queste zone, in particolare Zingarello, pensate di attenzionare meglio i controlli? Ma già sono stati attenzionati dei controlli. Proprio in quell'area, per esempio, ci fu il caso di un deposito di cartoni provenienti da mobili, che evidentemente qualcuno aveva acquistato dei mobili, e siamo riusciti a risalire all'acquirente e quindi poi a verbalizzarlo. Quindi tutte le zone sono costantemente monitorate e attenzionate. Fate il conto, per esempio, vi porto un esempio: quando in via Sirio si fece la pulizia, l'indomani era di nuovo una discarica. Questo è, bisogna cambiare proprio la nostra mentalità, far capire quando può essere dannoso questo tipo di comportamento, perché nel momento in cui si formano, diciamo, queste discariche è un costo aggiuntivo per tutta la collettività, perché poi l'area deve essere ripulita. Le multe che avete fatto ai non residenti, da dove, diciamo, da quali paesi provenivano? Allora, un caso emblematico fu proprio in via Sirio, un residente addirittura ad Enna. Poi i paesi limitrofi, però proprio questo fu emblematico, perché io immagino questa persona che da Enna si porta la spazzatura fino ad Agrigento per buttarla, quindi questo fu proprio multato in via Sirio.